Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi super giro come al solito, sicuramente uno dei giri che molti motociclisti hanno fatto, il Colle del Nivolé, veramente tanta roba. Giornata che sembra spettacolare. Oggi è il 9 settembre, mattina fa un po' fresco come vedete, ho il maglione, però poi lungo la strada sicuramente dovrò toglierlo perché le temperature si alzeranno parecchio. Vi risparmio come sempre il pippone dell'autostrada, Africona super pronta, quindi si parte alla volta del Colle del Nivolé. Salgo in moto e ci vediamo fuori dall'autostrada. A dopo, vamos! Bene ragazzi, colazione fatta. Sono a Castellamonte. Per dirvi brevemente il viaggio, sono partito da Milano alle 7:45, ho preso l'autostrada da Milano a Torino, 75 km di autostrada Milano-Torino, e poi c'è il raccordo per Aosta, altri 23 km, quindi praticamente 100 km, poi si esce all'uscita di Ivrea e a quel punto si comincia con la strada un po' più bella, almeno noiosa come l'autostrada. Quindi mi sono fermato a far colazione appena ho trovato un baretto e adesso riparto. E adesso mi dirigo verso Ceresole Reale, dove c'è anche un bel lago, forse il primo lago che si incontra nella salita al Nivolé. Poi ce ne sono altri 4 credo, c'è il lago del Serrù, il lago dell'Angel o Agnel, adesso non mi ricordo, e poi ci sono i 2 laghi su dove c'è il rifugio Savoia, che spero di riuscire ad arrivare al rifugio Savoia, perché so che fino ad agosto nei weekend chiudevano la strada prima, forse dove c'è il lago di Serrù, e si riusciva a salire solo con la navetta. Bello che si iniziano a vedere i cartelli, Parco Nazionale Gran Paradiso, bello. E quello mi sa proprio di Gran Paradiso, Eccola lì, la cascata di Noasca. La cascata di Noasca, che però, come vi ho anticipato, ha una particolarità che adesso vi faccio vedere. Mi porto giù la mia Insta e vi faccio vedere questa particolarità. Bene ragazzi, sono a Noasca, ho parcheggiato l'Africona qua sotto, la potete vedere. Vi porto a vedere le cascate di Noasca, che hanno una particolarità che rendono quasi uniche, molto rare sicuramente. Adesso ve la faccio vedere, non vi spoilerò niente, vi faccio vedere la cascata, che bella che è. C'è da fare un pezzettino a piedi, penso 10 minuti a piedi. Tira un po', sti cazzi. Poi con le scarpe da moto non è il massimo. Ragazzi, spettacolo, guardate che roba. Guardate che roba ragazzi, si riesce ad arrivare dietro la cascata. Mamma che bello, che spettacolo è, guarda che roba. Tanta roba. L'avevo visto in qualche video, ma dal vivo è spettacolare, davvero. Non oso immaginare quando la cascata è in piena, cosa non si sta qua dietro. Guardate che roba, arcobaleno. Bello anche il panorama.
Adesso me la faccio in discesa, che è ancora peggio di prima, e quindi spengo la telecamera perché tenerla in mano poi la caduta è assicurata. Bene ragazzi, che spettacolo ste cascate, ve le faccio rivedere da qua sotto, guardate che spettacolo, bellissime, non gigantesche però bellissime, con questa particolarità che si riesce ad arrivare dietro, nella grotta dietro, tanta roba. Qua sono degli eroi, questi qua sono degli eroi, ragazzi, in bicicletta. Siamo a 1479 metri adesso qua a Ceresole Reale. E 19 gradi e 1600 metri di altezza, quindi 1600, non credo facciano il bagno, però guardate che roba, col Gran Paradiso dietro, tanta roba. Wow, che spettacolo sta roccia a strapiombo sulla strada, super. 2000 metri ragazzi, 2000 metri. Ragazzi, qua un'altra foto, come farsela mancare. Questo è il lago Aniel. Eccolo ragazzi, il punto famosissimo, dove si fermano tutti e dove ovviamente mi fermerò anche io. Guardate che spettacolo c'è. Ragazzi, pranzo finito e presto, addirittura ho mangiato presto, ma perché avevo già fame. Sono le 12:48, ho mangiato al baretto lì, non al Rifugio Savoia. Adesso riparto. Mica male anche questa cascatella qua, mica male. Bene ragazzi, il girone finisce qua. Io adesso vado, prendo l'autostrada e torno a casa, quindi una palla incredibile l'autostrada. Spero che questo video vi sia piaciuto, a me il Colle del Nipolet è piaciuto tantissimo, probabilmente ci tornerò magari con qualche amico perché vale veramente la pena. Clic se vi è piaciuto questo video, un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io adesso mi rimetto in carreggiata con l'Africona e me ne torno a casa. Noi ci vediamo sul canale al prossimo video, ciao ragazzi!